8 lavoratori in nero nella trattoria, 7 sempre in nero e 46 irregolari nel ristorante pizzeria, che peraltro non aveva presentato dichiarazione dei redditi né pagato tasse e IVA. È il bilancio di un'operazione della Guardia di Finanza di Vittorio Veneto nell'ambito di una serie di accertamenti intensificati dopo l'entrata in vigore del reddito di cittadinanza. È un obiettivo particolarmente di quest'anno del Comando Generale della Guardia di Finanza, anche in vista evidentemente del reddito di cittadinanza che viene elargito e che evidentemente presuppone che sia incompatibile con un lavoratore in nero. Nel caso della trattoria, che l'anno scorso aveva 4 dipendenti, ad insospettire i finanzieri è stato il gran via vai di clienti, soprattutto lavoratori che andavano a mangiare lì nella pausa pranzo. È stato rilevato che questa impresa aveva a pranzo una notevole clientela. Fatti 2 riscontri con le banche dati in uso al corpo, abbiamo rilevato che questa impresa non aveva praticamente nessun dipendente. Quindi le 8 persone, 2 thailandesi e 6 italiani che lavoravano tra tavoli e fornelli, erano dunque completamente in nero. Al titolare è stata comminata una maxi sanzione e contestualmente gli è stato intimato di regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale dei lavoratori, per i quali è scattato l'obbligo di assunzione per un periodo non inferiore a 3 mesi. Intanto l'attività è stata sospesa. Come sospesa è stata l'attività del secondo locale, un ristorante pizzeria dove i finanzieri hanno scoperto altri 7 lavoratori completamente in nero ed ulteriori 46 dipendenti che percepivano parte delle retribuzioni fuori busta. In questo secondo caso, l'intervento era stato pianificato principalmente perché il soggetto non presentava le dichiarazioni fiscali, IVA e imposte dirette, e in esito al quale poi è stato anche denunciato e segnalato alla locale Procura della Repubblica per omessa dichiarazione. Accertato l'occultamento di incassi per oltre 2 milioni di euro, oltre a 220.000 euro di IVA non versata.